Bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Inizia la stagione turistica e la Tisana vuole farsi trovare pronta all'appuntamento. Anche in quest'ottica si è deciso per il restyling della passeggiata sull'Argine che costeggia il tagliamento. Arriva la bella stagione e la Tisana si rifà il look. Uno dei tratti più belli, più apprezzati dai cittadini ma anche dai turisti è la passeggiata lungo l'Argine, passeggiata che sarà rinnovata, Sindaco Sette. Sì, è il primo intervento strutturale che viene fatto dopo la costruzione della passeggiata stessa. È già stato oggetto di un intervento di profonda pulizia in modo tale che fosse nuovamente fruibile. Abbiamo avuto un grande apprezzamento dalla popolazione che la sta utilizzando molto, per cui il vice sindaco ha nelle sue competenze attivato un'ulteriore procedura per una ristrutturazione più a fondo, e sarà una passeggiata, io credo, straordinariamente bella, nel senso che credo che potremo proporla sullo scenario nazionale e internazionale del turismo, perché credo sia rara come realizzazione e come situazione da vivere. Stiamo avendo la conferma che la Tisana, oltre ad essere un centro nevralgico per tutta la regione dal punto di vista del settore terziario, dei servizi, del commercio, sta diventando una vera e propria località turistica. I lavori comprendono comunque anche il ripristino di strutture e servizi qua sull'Argine e sul fiume. Ce li racconta, ce li spiega? Ci teniamo molto anche al turismo fluviale, quindi la percorrenza del fiume Tagliamento da Lignano verso la Tisana. Ricordo che anni fa avevamo già fatto delle risalite che portavano proprio i turisti da Lignano verso la Tisana. Vorremmo riprendere questa tradizione e in effetti sono state previste delle infrastrutture che garantiscono quindi l'approdo. Verranno collocate delle bitte. Questo è un lotto già finanziato all'altezza vicino al ponte ferroviario, dove c'è una scalinata del magistrato delle acque, però con il secondo lotto ne realizzeremo una nuova, molto più facile da risalire l'Argine, e sempre in questa zona, la vediamo sull'altra cartina, comunque lì viene fatta anche questa scalinata, mentre in questa zona dove ci troviamo noi è previsto in futuro la realizzazione di una struttura per garantire il canottaggio, quindi dare una possibilità a questa associazione sportiva che ci sta chiedendo di poter utilizzare il tratto di fiume qui davanti a noi. Quindi sono tutte infrastrutture che servono naturalmente per rilanciare il turismo della Tisana, un settore che è fondamentale per noi, visto che industrie nel nostro territorio non ci sono. La nostra industria è e dovrà essere naturalmente il turismo, con la località di Aprilia Marittima che andremo a visitare poi, e con tutto l'entroterra, il turismo lento che sta crescendo in questi anni, anche perché le caratteristiche la Tisana ce le ha tutte. I lavori che riguardano la passeggiata sull'Argine non si limitano alla passeggiata. Con il consigliere regionale Maddalena Spagnolo ci spiega in realtà qual è anche la portata di altri interventi. Sì, va tutto un po' coordinato, in particolare la manutenzione, no, con gli sfalci degli argini, della golena, per arrivare insomma a questo risultato che è stato programmato a breve, in realtà entro la fine di maggio, ma probabilmente per questioni burocratiche si andrà a giugno. Abbiamo fatto tutta una serie di riunioni con le amministrazioni comunali di Latisana e di Ronchis e con il provveditorato interregionale delle opere pubbliche per riuscire poi a gestire sfalci e a rendere quindi questo territorio ordinato e manutentato come bisogna, così come è necessario mantenere il fiume in sicurezza, e a questo proposito anche per quanto riguarda il fiume Tagliamento sono previsti importantissimi lavori che partiranno a giugno e che sono di diaframmatura degli argini a Gorgo e a Fraforeano, per cui completano insomma tutta una serie di interventi che sono stati posti in essere per riuscire a mettere in sicurezza questo territorio. Ieri era la giornata europea dei mulini. L'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane ha organizzato un viaggio alla scoperta di rogge e mugnai dello Spilimberghese.
Un viaggio indietro nel tempo alla scoperta di antichi mulini tra storie di farine, macine e mugnai. Il tutto grazie ad Archeo in Tour, il progetto dell'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lissaganis. Questa giornata è importante a livello europeo perché si celebra proprio la giornata europea dei mulini e quindi ci sembrava giusto ricordare quest'arte molitoria nel nostro territorio e tutti quei numerosissimi mulini che in qualche modo incastonano il paesaggio di queste terre. L'Archeo in Tour è un viaggio che si fa nel tempo e nello spazio, accompagnando le persone e raccontando durante il viaggio le bellezze e le peculiarità di questo territorio che ha caratteristiche sicuramente uniche. Oggi il viaggio è stato proprio alla conoscenza di storie di mugnai, di macine, di pietre, di granaglie, ma anche di aneddoti, di vicende che succedevano all'interno dei mulini. Siamo partiti a Campone, a Tramonti di Mezzo, dove abbiamo incontrato Fedele Rugo che ci ha invitato all'interno del suo bellissimo mulino, abbiamo macinato il nostro mais, adesso poi abbiamo proseguito al mulino di Borgo Ampiano dove abbiamo incontrato il Tita Polli e il comitato Mulino Alpian che ci hanno raccontato la storia di questo mulino, poi a Spilimbergo dove in qualche modo la farina che abbiamo nel bagagliaio dobbiamo in qualche modo impacchettarla per poi portare a casa il frutto di questa nostra esperienza, di questo viaggio che è stato non solo vedere come si macina, però abbiamo anche macinato idee, abbiamo macinato delle relazioni insieme che è la cosa più importante in questo momento per un ecomuseo. Una giornata alla scoperta di mulini a rogge a Spilimbergo, Campone e Borgo Ampiano che ha fatto riemergere storie e aneddoti di un tempo non troppo lontano. I mulini dobbiamo pensare che erano più di uno all'interno di una comunità, erano sicuramente lo spazio non solo del pettegolezzo ma dello scambio proprio di tutte le informazioni che succedevano in paese. Tutte le novità le si scoprivano al mulino, chi nasceva, chi moriva, chi si sposava, tutte le varie vicende. Perché? Perché andando al mulino tu comunque avevi bisogno di avere del tempo per aspettare perché venisse macinato il tuo grano, il tuo frumento e quindi intanto che aspettavi scambiavi le chiacchiere col mugnaio che era sempre informatissimo su tutto oppure con le persone che insieme a te erano in coda al mulino. C'è chi arrivava in bicicletta, c'è chi arrivava a piedi, chi col carretto, magari trainato dal mus, però era comunque sempre un luogo di scambio. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, alla prossima.